Coach Santarelli, una piazza Cima gremita di tifosi. Insomma, qual è il vostro stato d'animo di fronte a questa testimonianza di affetto? Siamo ovviamente felicissimi, orgogliosi del cammino che abbiamo fatto, del successo ottenuto ieri, della bellissima stagione. La risposta di questo pubblico è probabilmente la risposta migliore che potevamo avere, vuol dire che qualche gioia e felicità l'abbiamo regalata in questo anno, ma da un po' di anni che facciamo qualcosa di molto bello per il territorio, dobbiamo essere davvero orgogliosi. Noi ci proviamo con tanta umiltà a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi. I successi che sono venuti quest'anno sono qualcosa difficilmente ripetibile, però ci riproveremo di sicuro, ma adesso godiamoci questa festa perché questo giorno è un giorno indimenticabile per noi e per tutti questi tifosi. C'è mai stato qualche momento magari di tentennamento, di dubbio, anche di paura dei vostri avversari? La paura non esiste assolutamente, c'è stato un momento in cui di sicuro in una stagione è impossibile mantenere il 100% del livello, perché magari ci sono degli infortuni, magari perché la condizione fisica non è al top, magari perché non si giocano eventi o competizioni molto importanti. Probabilmente il momento più difficile ce l'abbiamo avuto dopo la sconfitta con Novara, perché non erano mai arrivate sconfitte, semplicemente per questo. Da lì però abbiamo giocato un'altra pallavolo e credo che si sia visto. Questa sera festa e domani mattina Limoco Volley cosa farà? Io devo ricominciare a studiare e a lavorare per la nazionale. Le ragazze spero che si godano questo momento meritatissimo di riposo.